della Regione del Veneto, è in scadenza il suo mandato perché ha questo incarico dal 2010 e fra un anno finirà, e quindi è tempo di bilanci, ma soprattutto è tempo di capire che cosa si farà in futuro se Manzato dovesse essere riconfermato, dovrebbe essere riconfermata questa delega dopo che ha lavorato abbastanza febbrilmente in questi 3 anni. Salve Franco Manzato, allora qual è il futuro dell'agricoltura? Ma io penso sia un futuro roseo, innanzitutto perché c'è la nuova programmazione 2007-2014, 1 miliardo di euro di investimento in questo settore. Ovviamente sarà molto legato a una struttura dell'impresa più competitiva, quindi molte meno risorse a pioggia e molto più legate alla competitività del sistema, e poi puntiamo fortissimamente sui prodotti tipici, che sono una ricchezza per il nostro Veneto, e i prodotti tipici legati ovviamente anche all'aspetto turistico, perché la regione Veneto è la prima regione turistica d'Italia con oltre 65 milioni di presenze l'anno. Il terzo motivo per cui si sceglie il Veneto è l'enogastronomia, quindi il prodotto tipico, la cucina, la cultura, il paesaggio diventano fondamentali per essere competitivi. È ovvio poi una politica aggressiva sui paesi terzi, quindi fuori dalla comunità europea, con una politica di incoming che faremo, quindi porteremo circa 300 tra grossisti, importatori e giornalisti di settore da tutto il mondo a far conoscere il Veneto, le nostre produzioni, la nostra cultura, e invece una politica molto più mirata sulla Cina, attraverso un accordo che abbiamo fatto con la Fondazione Italia-Cina, quindi saremo presenti in quel territorio per i prossimi 5 anni, proprio per aprire un varco su un'area che sta crescendo a doppia cifra. Ecco, ci sono dei progetti che sono già stati avviati e che devono assolutamente essere continuati dal futuro assessore o anche da lei se sarà riconfermato? Ma io credo che, per quanto mi riguarda, credo che sia non solo prematuro ma anche inutile parlarne. Credo che il prossimo assessore ormai debba seguire uno schema che è quello della competitività, quello di una politica aggressiva per il mondo agricolo, perché il reddito è determinante poi per qualsiasi imprenditore. I fondamentali dell'agricoltura sono solidi, penso che questa sarà la strada anche per i prossimi anni. Grazie Franco Manzato, e state con noi perché nelle prossime puntate parleremo anche di altri mondi molto interessanti per le nostre regioni in questo momento di crisi.